speronano l'auto dei carabinieri e provocano un incidente. Arrestato un 28enne romeno e caccia al complice. Nella macchina trovati arnesi da scasso e gioielli. E ladri in azione a Cordignano, raid in 7 case, bottino cospicuo tra contanti e gioielli. In una casa hanno scardinato la cassaforte dalla parete, i residenti hanno paura e chiedono maggiori controlli. E attimi di spavento questa mattina a Moriago della Battaglia, dove un bus della Momo è uscito di strada finendo con le ruote nel fossato, probabilmente a causa della forte pioggia. La banchina ha ceduto, nessun ferito. E pioggia battente e fiumi in piena, dunque è entrata in funzione oggi per la prima volta la cassa di laminazione sul Muson dei Sassi tra Riese e Fonte. Per l'opera la Regione ha investito 18 milioni. 1 migliaio di persone oggi pomeriggio a Scandolara di Zero Branco per l'addio a Manuel Favaro, giovane papà morto nell'incidente con il cervo a Quero, la compagna veglia sulla nostra bimba. Pista da bob, CDA di Fondazione Milano Cortina, confronto ma nessuna decisione ufficiale. Intanto la Corte dei Conti apre un fascicolo contro ignoti. Allarme bomba stamattina in tribunale a Treviso, palazzo evacuato, udienze sospese, sul posto gli artificieri della polizia, non c'era alcun ordigno, indagini per individuare l'autore della telefonata. Al liceo artistico di Treviso inaugurata una mostra di elaborati degli studenti nati dall'osservazione delle opere d'arte custodite nelle chiese cittadine. Buonasera, ben trovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Allora, come sempre, prima di cominciare con i nostri servizi e con la tanta cronaca che vi proporremo anche questa sera, andiamo a vedere quello che è il quesito del sondaggio che vi abbiamo sottoposto in questa giornata in vista di Ring, poi in prima serata su Antenna 3 in cui si dibatterà anche di questo tema. Affitti turistici, la cedolare secca sale al 26%, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per dire invece di no 0422 1626 690. E allora come sempre poi vedremo come la pensate in diretta nel corso di Ring questa sera dalle 21:15 su Antenna 3 con il vice direttore Avarino. Adesso andiamo alla cronaca. Allora, prima di cominciare la pagina ampia purtroppo ancora una volta relativa ai furti, vi do conto di un grave incidente che è avvenuto non molto tempo fa, poco prima delle 18, di cui abbiamo ancora poche informazioni. In via Girardini e Tonello a Oderzo 2 auto si sono scontrate frontalmente con un automobilista che è stato rianimato e intubato sul posto dagli operatori del SUEM 118, trasportato in gravissime condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Le cause dell'incidente, la dinamica, sono al vaglio in questo momento delle forze dell'ordine. Come sempre, se avremo ulteriori aggiornamenti nel corso di questa edizione ve li daremo. Parliamo di ladri, dicevo. Allora, ladri in fuga che hanno speronato l'auto dei carabinieri e provocato un incidente. È stato arrestato nella notte un 28enne di origini romene, caccia il suo complice. Nella vettura sono stati trovati arnesi da scasso e monili in oro. Poteva davvero terminare in tragedia la fuga di 2 ladri che con tutta probabilità hanno messo a segno una serie di furti tra Casale e Roncade. L'auto, una Lancia Delta, mentre percorreva via Nuova Trevigiana, è stata intercettata dai carabinieri che hanno intimato l'ALT, ma l'automobilista ha speronato la Gazzella dei militari ed ha iniziato una fuga per le vie di Casale, fino a questa rotonda. I malviventi, poi, a folle velocità, hanno preso la rotatoria contromano, andando a sbattere contro una Fiat 500 a bordo della quale c'erano un 68enne ed una 47enne residenti della zona. Feriti fortunatamente in maniera lieve 2 cittadini, così come 2 carabinieri. Ho visto la macchina proprio rovesciarsi, proprio da dietro praticamente la mia macchina. I malviventi sono riusciti ad uscire dalla Lancia Delta ed hanno iniziato la fuga a piedi scavalcando delle recinzioni. Ho visto i carabinieri che dicevano andiamo verso di là. Penso che mi seguissero uno dei malviventi, credo. E poi li hai visti perché uno è stato catturato? Da quello che ho visto uno lo stavano mettendo in macchina, credo che sia, perché ti dico da qua a là sono 100 metri, era buio, ma penso di aver visto così. Sono momenti concitati, sono le 20:30 e tutto accade sotto gli occhi impietriti di molti cittadini. Solo un'ora prima, a San Cipriano di Roncade, un cittadino aveva messo in fuga 2 uomini con passamontagna che erano entrati nel giardino di casa, un tentato furto. Potrebbero essere gli stessi malviventi intercettati dai carabinieri a Casale. Tanta paura, ci dice Massimo. Io mi fermerei, sinceramente. La paura, quello di dire sempre lo attacco, non è vero, credimi.
ti si inchiodano le gambe. Anche ieri sera mi sono stato inchiodato qua perché non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Beh, era un po' tremenda la situazione. Un malvivente è stato arrestato. Si tratta di un 28enne cittadino rumeno senza fissa dimora, aggravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio. Per lui scattano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale, omissioni di soccorso, danneggiamento e lesioni personali colpose. Dentro l'auto dei malviventi vengono trovati monili in oro e arnesi da scasso. È caccia al complice che è riuscito a far perdere le tracce. Ho avuto paura per i cittadini e per i militari coinvolti, così la sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, appena avuta la notizia di quanto accaduto nel territorio. Mi preoccupa questo livello di spericolatezza che hanno questi delinquenti, cioè non solo entrano nelle case con le persone dentro, ma addirittura accettano il rischio di poter far male alle persone in modo grave, imboccando una rotonda a senso inverso, pur di scappare, pur di guadagnarsi la via di fuga. Il sindaco di Casale, Stefania Golisciani, commenta così l'incidente che ha coinvolto 2 cittadini travolti dall'auto in fuga dei ladri. Una piaga, quella dei furti, che preoccupa non poco. Abbiamo un sistema di videosorveglianza che è molto esteso. Fortunatamente abbiamo una caserma dei carabinieri proprio qui a Casale che è molto presente sul territorio. Noi abbiamo volanti che sono presenti in continuazione sul territorio da parte dei carabinieri e abbiamo attivato anche il controllo di vicinato. Questo ci ha garantito fino ad oggi di essere un'isola felice e registrare un numero di furti molto basso. Però sappiamo che nelle zone invece limitrofe c'è questa problematica e io mi auguro che questo non sia il viatico per un aumento anche a Casale, perché vorrei dire qui troverete pane per i vostri denti. Avvertita subito di quanto accaduto nel suo territorio, il primo pensiero, ha spiegato il sindaco, è andato ai 2 cittadini e ai 2 militari rimasti feriti. Mi auguro che riusciamo a porre un freno a queste persone, a fargli capire a questi delinquenti e a fargli capire che non c'è, non è che possono fare quel che vogliono nel nostro territorio e che quindi devono rispettare le leggi, altrimenti la risposta sarà immediata, come è ottenuto in questo caso. Ci vuole la certezza della pena, termina il sindaco, pensare che poco dopo questi malviventi possano essere nuovamente in giro, da un senso di scoramento generale. E ladri in azione anche a Cordignano, con un raid in ben 7 case, bottino cospicuo tra contanti e gioielli. In un'abitazione hanno scardinato la cassaforte dalla parete, i residenti hanno paura e chiedono maggiore sorveglianza, maggiori controlli. Che so io, hanno fatto 6-7 furti. Raffica di furti a Cordignano. Nel fine settimana una banda di ladri ha colpito nella frazione Villa di Villa, dove i ladri si sono introdotti in almeno 7 abitazioni. In meno di un'ora i malviventi hanno visitato 2 villette e 2 appartamenti nei pressi di via General Cantore. Qui in una villetta sono entrati mentre padre e figlia stavano guardando la televisione. I loro rumori hanno però mandato all'aria il colpo. Sorpresi dall'uomo e dalla giovane, hanno preferito scappare. Erano in 2, vestiti di scuro e con le torce. Dicono che erano 2 ragazzi, sì, vestiti bene, sono scappati dietro l'osteria. Prima di questo faccia a faccia, i ladri avevano già rubato dei gioielli nella villa di fronte, approfittando dell'assenza della famiglia. Nel condominio vicino erano riusciti ad entrare in 2 appartamenti al piano terra e al primo piano. Quasi negli stessi minuti i ladri hanno visitato anche 3 case nei pressi di via Ermada. Nella casa di un poliziotto in pensione sono persino riusciti a rubare una cassaforte, scardinandola dal muro con un piccone rubato da una casa vicino. Che ha sfondato tutti, che ha portato via schei di 50.000 euro. Una banda ben organizzata che ha colpito in più punti. Per i residenti si erano separati le zone da razziare nello stesso istante. Secondo me sì. Io in 4. E la sua era in 2. Una macchina nera e una bianca. E una bianca. 15 giorni prima, forse la stessa banda aveva effettuato un raid a Cordignano, bottino fra contanti e gioielli per migliaia di euro. Si sospetta che gli stessi malviventi abbiano commesso furti simili a Godega, Bibano e Pianzano nei giorni precedenti. I residenti di Cordignano chiedono maggiori controlli. Più gente che ci aiuti un po', che venga a vedere, a controllare. Come si vive così? Si vive male, perché adesso stai sempre lì con la paura.
Torniamo nello Pitergino Mottense per l'incidente di cui vi parlavo in apertura di questa edizione. Siamo in grado di mostrarvi delle immagini, ecco, che ci arrivano, questi carabinieri alle prese con i rilievi. Parliamo dell'incidente. Allora, siamo a Mansuè, in via Oderzo, con una Mercedes classe B che era condotta da un 56enne del posto italiano che per un probabile malore è andata a collidere contro un'autovettura che era parcheggiata regolarmente fuori dalla carreggiata senza nessun occupante a bordo. Dunque un probabile malore, ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada contro quest'altra vettura. Sul posto li vedete i carabinieri di Fontanelle e la tenenza di Oderzo. Il guidatore, come detto, è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Ecco qua la scena dell'incidente. In condizioni gravi, è in prognosi riservata. Fin qui quello che è accaduto proprio un'ora e mezza fa. Allora andiamo avanti con la cronaca di questa giornata. C'è stata paura sulle strade anche a Moriago della Battaglia, dove oggi un bus della MOM è uscito di strada finendo con le ruote nel fossato. Probabilmente a causa della forte pioggia è stata la banchina laterale a cedere. Per fortuna nessuno in questo caso è rimasto ferito. La strada stretta, la pioggia battente, il bus che si avvicina al ciglio esce dalla carreggiata asfaltata e finisce con le ruote sulla banchina di terra battuta che cede. Il bus si inclina pericolosamente, ma fortunatamente non si capovolge nel fossato. Attimi di paura questa mattina in via Montegrappa, Moriago della Battaglia, per un pullman della MOM finito fuori strada. A bordo, oltre all'autista, 2 passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Probabilmente questo è un autobus a 3 assi, quindi 14 metri e mezzo. L'autista probabilmente ha messo la ruota destra sul ciglio della strada, in quel momento pioveva e quindi non ha tenuto il ciglio, si è leggermente appoggiato sulla destra. Per fortuna non è successo niente, l'autobus non ha avuto conseguenze e soprattutto non hanno avuto conseguenze né l'autista né i passeggeri. Certo che quella strada, basta mettere un attimo la ruota destra nel ciglio della strada e l'autobus non può rimanere in carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Conegliano e Treviso con l'autogru. Il mezzo è stato messo in sicurezza e poi recuperato. Nel frattempo un altro bus della MOM ha provveduto a caricare autista e passeggeri. Certo che dopo quanto accaduto a Mestre l'attenzione sulla sicurezza dei bus è massima anche alla MOM. Stiamo anche noi alzando il livello di sicurezza degli autobus, stiamo facendo un piano di rinnovo completo del parco mezzi. In 3 anni dovremo portare il nostro parco mezzi a un'anzianità di 8 anni, quindi con investimenti importanti. Nell'arco di 9 anni faremo un investimento sugli autobus di circa 80 milioni di euro. Questo proprio per mettere in sicurezza l'utenza e i nostri artisti che guidano l'autobus. Ed è partita anche dal territorio trevigiano, da Oderzo in particolare, una delle ambulanze che nel pomeriggio di oggi sono intervenute sul luogo dello scontro frontale tra uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini e un'auto a Pasiano, in provincia di Pordenone. Visto l'elevato numero di potenziali feriti è stata attivata la procedura di maxi emergenza, ma fortunatamente all'arrivo dei mezzi di soccorso, una mezza dozzina in tutto, la situazione era decisamente meno grave del previsto. Nell'incidente sono rimasti feriti soltanto i conducenti dei veicoli, mentre alcuni dei bambini hanno riportato solamente delle lievi contusioni e sono stati riaffidati ai genitori. Ora parliamo dell'ondata di maltempo che ha investito oggi anche la Marca trevigiana. Ultime ore sotto la pioggia battente, le intense precipitazioni della giornata hanno causato la piena del bacino del torrente Muson dei Sassi. Siamo nella Castellana, dove è entrata in funzione, lo vedete nelle immagini, per la prima volta la cassa di laminazione realizzata dalla Regione tra i territori comunali di Riese Pio X e Fonte. In questo modo si è evitato naturalmente di raggiungere livelli preoccupanti nell'alveo del torrente. L'acqua in eccesso è stata drenata all'interno dell'area destinata allo sfogo del torrente in piena e non si sono registrati disagi o situazioni di allarme. Ancora la cronaca giudiziaria in questo caso. Ha chiesto il rito abbreviato il 24enne che travolse e uccise a Pieve del Grappa la 22enne Miriam Ciobanu. La discussione è fissata a marzo del 2024.
Guidava sotto l'effetto di droga ed alcol il 24enne di San Zenone degli Ezzelini, che la notte di Halloween travolse ed uccise mentre stava attraversando la strada a Pieve del Grappa la 22enne Miriam Ciobanu. Il giovane automobilista ha chiesto tramite il suo legale di essere ammesso al rito abbreviato per l'accusa di omicidio stradale aggravato. Il Tribunale di Treviso ha accolto l'istanza e rinviato per la discussione all'udienza del 19 marzo 2024. La famiglia della ragazza, assistita da GS Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime della strada, non si è costituita parte civile nel procedimento penale. A quella velocità e in quelle condizioni non era possibile evitare l'impatto, spiega Rossano Rassu, consulente di GS Risarcimento Danni. La velocità infatti non fu l'unico fattore determinante nella causazione del sinistro, come emerso in fase di indagine. Il 24enne guidava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol e cannabinoidi, un mix letale che portò, spiega, alle conseguenze che già conosciamo. La ragazza, travolta dall'auto, venne sbalzata per 80 metri, rimanendo uccisa all'istante. Come ha scritto il CT del Pubblico Ministero, l'ingegner Massimo Conti, aggiunge Rassu, la causa tecnica dell'incidente risiede nell'elevatissima velocità tenuta dal conducente dell'auto. L'evento si sarebbe certamente evitato se l'imputato avesse rispettato la regola cautelare imposta dal codice della strada di regolare la velocità per essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo dinanzi ad ostacoli prevedibili. Ora purtroppo rimane solo un grande dolore per una ragazza di 22 anni che aveva tutta la vita davanti a sé. E si sono tenuti oggi nella chiesa di Scandolara di Zero Branco i funerali di Manuel Favaro, il 35enne morto nell'incidente nel Bellunese che ha coinvolto il suo tir e un cervo. Fai buon viaggio, amore mio. È un abbraccio rotto dalle lacrime, quello di Donatella e Roberto, genitori di Manuel Favaro, accompagnati dalla figlia Moira, dal figlio Alex e dalla compagna Tiziana. Troppo forte il dolore della perdita. Una morte che non ci si riesce a spiegare, un perché che non trova risposta e che ci obbliga ad interrogarci sulla presenza di Dio. Sono le parole scandite durante l'omelia da Don Davide, una chiesa gremita, quella di Scandolara, paese natio del giovane 35enne, vittima dell'assurdo incidente che l'ha coinvolto mercoledì scorso mentre era alla guida del suo amato camion, quando la testa di un cervo gli è piombata nella cabina di guida. 1 migliaio di persone a dargli l'ultimo saluto, a portare sostegno alla famiglia, agli amici, i colleghi e i tanti conoscenti. Sulla sua bara di legno chiaro, gigli, rose bianche e girasoli, a simboleggiare l'energia e l'allegria che i colleghi e i parenti hanno ricordato. La tua forza e la tua positività aiutavano noi a vedere la vita sotto un'altra luce, però quella luce eri tu. Sono le parole con cui Moira, sorella di Manuel, ha voluto celebrare il fratello. Anche la compagna Tiziana, dopo il messaggio che aveva condiviso sui social, ha voluto lasciare un ricordo dell'amato compagno, papà della piccola Beatrice. A leggerlo un amico, troppo forte per lei il dolore. Spero che da lassù tu riesca a vegliare sulla piccola Beatrice. Avevi un sorriso contagioso. Arrivederci, papà Manuel. Un applauso ad accompagnare Manuel fuori dalla chiesa, palloncini azzurri e bianchi e un cuore rosso con il suo nome. A liberarli nel cielo, più vicini a Manuel, la famiglia e la compagna. E c'è stato un allarme bomba invece questa mattina in tribunale a Treviso, palazzo evacuato, sul posto gli artificieri della polizia arrivati da Venezia. Alle 11 in tribunale esploderà una bomba. Ha pronunciato solamente queste parole al telefono la voce di uomo che poco dopo le 10 ha chiamato la centrale operativa della questura di Treviso annunciando nel palazzo di giustizia di Via Verdi un ordigno. All'ingresso in un paio di minuti si è presentata una volante della polizia. Gli agenti hanno comunicato l'ordine di immediato sgombero dell'edificio in cui, come ogni martedì, le aule sia del penale che del civile erano affollate per le udienze in calendario. Tra dipendenti, magistrati, avvocati, privati cittadini sono state evacuate oltre
oltre 200 persone con tutti i disagi legati alla sospensione dell'attività giudiziaria e all'uscita all'aperto per un tempo indefinito sotto la pioggia battente. Sul posto nel frattempo sono arrivati anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco e fatti intervenire gli artificieri della Polizia di Stato da Venezia. Nell'arco di circa 2 ore l'intero edificio è stato bonificato e l'allarme è rientrato. Non sono stati rinvenuti né borse né pacchi sospetti, la cui introduzione nel palazzo sarebbe comunque resa difficile dalla presenza all'ingresso del metal detector. Un ampio dispiegamento di forze che ha consentito alle 12:30 di far rientrare i tanti che hanno pazientemente atteso all'esterno. Avevamo circa 3 squadre intervenute sul posto, più l'apparato funzionario per la gestione della sicurezza e del soccorso eventuale. Noi siamo sempre in supporto. Le indagini proseguiranno ora da parte della Questura per cercare di individuare l'autore della chiamata, un mitomane o, come già accaduto in passato, qualcuno che voleva far saltare un'udienza fissata per la mattinata. Ci fermiamo ora per qualche istante, a tra poco. Di nuovo in diretta, ben ritrovati con l'edizione di Treviso del notiziario di Antenna 3. Allora ripartiamo dalla sanità, da domani si potrà prenotare il vaccino contro la nuova variante del Covid, intanto procede la campagna vaccinale contro l'influenza. Sono almeno 200 i virus con i quali potremo avere a che fare questo inverno. Covid ed influenza sono soltanto 2 di questi. E se per l'influenza la campagna vaccinale è già partita diverse settimane fa, quella contro il Covid prenderà il via domani. Da domani infatti sarà possibile prenotarsi al portale dell'ULSS 2 per ricevere il vaccino contro la nuova variante. Il Ministero della Sanità ha prodotto una tabella di categorie di persone per cui è particolarmente indicata. Sono le persone affette da patologie croniche di tipo polmonare, patologie croniche metaboliche tipo il diabete o malattie croniche di tipo malattie del cuore oppure malattie croniche del sistema immunitario per cui le difese della persona sono ridotte. Le stesse per le quali è consigliato anche il vaccino contro l'influenza. Tra queste ci sono anche le donne in gravidanza. La gravidanza si correla con una riduzione delle difese immunitarie che se da un lato aiutano alla buona evoluzione della gravidanza, dall'altro espongono maggiormente a complicanze possibili proprio da forme virali, tra cui appunto l'influenza e il Covid. L'influenza, che le previsioni danno per medio grave quest'anno, potrebbe arrivare già a partire da novembre. Per il vaccino antinfluenzale ci sono diverse versioni, quelle destinate ai più piccoli, quello per gli over 65 oppure quello potenziato per i pazienti immunodepressi. C'è un numero praticamente continuo, anche se non molto elevato, di ricoveri. Si tratta soprattutto di pazienti cosiddetti fragili, cioè dei pazienti che hanno già delle patologie di base croniche e che chiaramente si scompensano maggiormente nel momento in cui vengono aggrediti o dal virus influenzale o dal Covid. Diverse le sedi attive sul territorio in cui si potrà prenotare da domani il vaccino contro il Covid, che non protegge dal contagio, ricordano i sanitari, ma dal rischio di sviluppare forme gravi di malattia. Dalla Madonnina a Treviso ai distretti di Asolo e Valdobbiadene, Conegliano, le sedi di Oderzo, San Biagio di Callalta e Montebelluna. Andiamo proprio a Montebelluna con la prossima notizia, perché Nicola Palumbo ha deciso dopo 7 anni di concludere il suo mandato di presidente dell'ente Palio, una notizia nell'aria da tempo che ora è stata confermata da un post sui social dello stesso Palumbo. Motivo della decisione: malignità e offese nei suoi confronti, ma anche della sua famiglia, dice, aggressioni che mi impongono di dire basta, fine del mio impegno civile, non sono un politico attaccato alla poltrona. Accade anche questo, parliamo del presidente dell'ente Palio di Montebelluna. Voltiamo pagina, andiamo al liceo artistico di Treviso, dove è stata inaugurata questa mattina una mostra di elaborati degli studenti nata dall'osservazione delle opere d'arte custodite in 2 delle principali chiese della città. Gli studenti del liceo artistico di Treviso alla scoperta del patrimonio storico-culturale custodito nelle chiese trevigiane nell'ambito del progetto Chiese Aperte, che ha visto l'istituto collaborare con l'ufficio diocesano per l'arte sacra. Al lavoro i ragazzi delle classi quarta F e quinta B, a cui è stata proposta la conoscenza diretta delle opere conservate in Duomo e nel Tempio di San Nicolò. E poi con gli insegnanti di indirizzo hanno deciso di personalizzare alcuni dettagli di affreschi, bassorilievi, altorilievi, di vari decori
e rivissuti secondo una certa freschezza, secondo anche un punto di vista che appartiene alla loro età, perché ci sono cover per cellulari, foulard, tazze. Gli elaborati sono andati a comporre una mostra inaugurata alla presenza dell'assessore comunale all'istruzione Gloria Sernagiotto, visitabile fino al 3 novembre nei pomeriggi del lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30 nella Galleria dell'Artistico in via Carlo Alberto. È importante che i nostri ragazzi conoscano prima di tutto quello che il nostro territorio offre, in particolar modo a loro, visto il tipo di percorso di studio che hanno scelto di intraprendere, ma in generale penso che tutti i nostri studenti, tutti i nostri giovani debbano avere consapevolezza di quanto bello e ricco è il nostro territorio. Per i ragazzi un'esperienza a 360 gradi. Hanno parlato con molti turisti, li hanno intrattenuti, i turisti sono stati molto felici, hanno scritto belle cose di loro e le abbiamo lette e i ragazzi hanno parlato anche in lingua straniera, quindi tante competenze le hanno già messe in evidenza durante le visite che hanno fatto. Dalla rielaborazione plastica degli affreschi di San Nicolò anche un progetto per i non vedenti. Un percorso tattile attraverso il quale non solo attraverso un rito, ma che possa anche essere stimolato il tatto e far conoscere con un'ulteriore fascia di utenza i nostri tesori. E ora apriamo una finestra sulle notizie dal Bellunese. C'era attesa oggi per le novità riguardanti la discussa pista da bob. Nulla di fatto nell'incontro della Fondazione Milano Cortina. Restano sul piatto le due ipotesi definite domestiche, Cesana Torinese che metterebbe a disposizione la pista del 2006 e Cortina. Intanto la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo contro ignoti. Cesana Torinese e Cortina d'Ampezzo, queste le due ipotesi tornate sul tavolo a poche ore dall'incontro del CDA della Fondazione Milano Cortina previsto per oggi a Milano, anticipato da un vertice politico in cui erano presenti entrambi i presidenti di regione Luca Zaia, Attilio Fontana e i sindaci Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. Un incontro che non ha dato al territorio le risposte che aspettava. Restano le due ipotesi sul tavolo ma poco trapela. C'è stato un ampio confronto, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, volto alla condivisione di tutte le tematiche e all'avvio di un percorso di approfondimento che si completerà nei tempi già condivisi con il Comitato Olimpico Internazionale. Nella nota si legge anche che l'incontro è servito ad avviare i lavori per aggiungere il Veneto alla candidatura di Lombardia e Trentino ai prossimi Giochi Olimpici giovanili invernali del 2028. Coincidenza vuole però che nelle stesse ore la deputata Luana Zanella presentasse questo esposto alla Corte dei Conti per fare chiarezza su quanti soldi pubblici siano già stati spesi e sul perché sia stato impiegato tanto tempo. A Cortina per la rimozione della vecchia pista sono già stati spesi 3.800.000 euro. Ieri nel tardo pomeriggio un lancio d'agenzia faceva sapere che il progetto per Cesana prevede un investimento di 33,8 milioni ed un anno di tempo per i lavori, una cifra decisamente inferiore a quella prospettata per l'adeguamento della pista di Cortina. Ma dalla regina delle Dolomiti la Confcommercio inizia a fare la voce grossa. Ritengo comunque che se ci viene tolto qualcosa perlomeno ci venga ricompensato in qualche altra maniera. Il territorio si aspetta questo, abbiamo fatto grandi sacrifici, quindi andiamo con intelligenza a operare sapendo che ci sono degli operatori economici, i miei associati, che hanno speso tempo, risorse per questa grande manifestazione. Non lasciamoli soli. La cronaca alle 9:15 di stamattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Volpere a Santa Giustina per un incidente tra due auto di cui una finita rovesciata, al bilancio di 2 feriti. I pompieri arrivati da Feltre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto capovolta l'autista rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico, eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno a mezzogiorno. Andiamo alla sanità. Dopo Padova e Vicenza sarà Belluno a ospitare la terza manifestazione regionale per salvare la sanità pubblica. Questa mattina la presentazione sotto i portici della prefettura.
La sanità deve rimanere pubblica, gratuita e universale, è il grido corale che si ribadirà a gran voce alla manifestazione regionale organizzata da Covesap, nella quale sfileranno a Belluno dalle 14:30 di sabato 28 ottobre assieme alla popolazione decine di enti tra associazioni, sindacati, partiti e professionisti sanitari per opporsi alle dilaganti inadempienze del sistema sanitario pubblico. Contrasto alla dilagante privatizzazione con medici e infermieri sottopagati e costretti a turni forsennati di 12 ore al giorno o a notte, investimenti per formazione di figure professionali specializzate, adeguamento di strutture e servizi per rispondere ai bisogni dell'utenza, ma anche gestione delle liste d'attesa e maggiori risorse per le categorie fragili sono alcune delle criticità di cui Covesap si fa portavoce e per cui la richiesta è sempre la stessa. Chiediamo innanzitutto a livello nazionale un adeguato finanziamento che ad oggi nelle proposte di legge di bilancio assolutamente sono insufficienti. Il bellunese è l'espressione massima del declino della sanità in Veneto e della difficoltà dei territori periferici, dichiarano gli organizzatori. Belluno è un po' l'esempio classico di questo declino della sanità. Scarso finanziamento, non riconoscimento della specificità montana e quindi soprattutto anche una fuga generalizzata dei medici ospedalieri, dei medici di medicina generale, ma anche degli infermieri professionali. Il ritrovo alle 14:30 al piazzale della stazione per il corteo che terminerà in Piazza del Duomo tra numerosi interventi e testimonianze dirette. Approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il DDL Montagna, rimasto in sordina dal 2022 col cambio del governo e che ha rappresentato negli ultimi anni per i residenti delle terre alte un auspicio di maggiori tutele per i servizi essenziali. Nessuno ha ricette per far vivere la montagna, ma a partire dai servizi, dalla garanzia di risorse e presidi sui territori è senza dubbio l'avvio migliore, ha detto il presidente della provincia bellunese Roberto Padrin. Soddisfazione espressa anche dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. La nostra montagna ha bisogno di strumenti nuovi per superare le tante emergenze in corso su tutto il decremento demografico e guardare al futuro, è stato il commento, eccola qua la vedete, di Lorraine Berton. Si sono conclusi in tempo e con successo i lavori di ricostruzione del Ponte delle Corde, un'infrastruttura di collegamento tra le frazioni feltrine di Villaga e Anzù. I lavori appena conclusi aprono la strada al nuovo piano di opere infrastrutturali del Comune di Feltre. Abbiamo realizzato un'opera di cui si parlava e si scriveva da moltissimo tempo. È stata realizzata, compiuta, è praticabile. Bisogna ricominciare praticamente, cambiare sistema e cominciare dalle opere infrastrutturali che sono fondamentali per il territorio. Taglio del nastro al Ponte delle Corde, frazione di Villaga, Feltre. Consegnato puntualmente nei 7 mesi dichiarati lo scorso marzo, l'infrastruttura di collegamento con la frazione di Anzù è stata quasi completamente ricostruita grazie all'impegno di risorse per 585.000 euro divisi tra fondi comunali e PNRR. La nuova struttura in acciaio cortenne e cemento armato rappresenta nei suoi 30 metri di lunghezza un'opera importante non solo per Villaga ma per tutta la viabilità del Feltrino. A Feltre c'è bisogno di strade, ponti, sistemazioni, muri di sostegno. Per troppo tempo è stato tralasciato questo settore nevralgico. Il ponte è importante per quelli di Villaga, ma è importante anche per tutta la collettività, perché in caso di bisogno può risolvere diversi problemi di collegamento. Intervento che anticipa gli investimenti del nuovo e più ampio piano triennale di opere infrastrutturali e in cui ricadono tra gli altri il rifacimento della palestra della scuola Vittorino da Feltre, la riapertura del Teatro della Sena e il sistema di piste ciclabili cittadine. È un piano di opere impegnativo, sono diversi milioni di euro di opere, quelli del 2024 sono tutte opere finanziate per cui che si potranno realizzare, che derivano dalle precedenti amministrazioni di cui ci siamo fatti carico di portare a conclusione. C'è anche qualche opera nuova da noi pensata, progettata e finanziata.
Sono iniziate le operazioni di varo del nuovo cavalcaferrovia della strada statale 51 di Alemagna a Longarone in provincia di Belluno. La fase dei lavori rientra nell'ambito degli interventi di realizzazione della nuova pista ciclabile di allargamento della sede stradale nei pressi di Castellavazzo, piano che innalzerà il livello di sicurezza della statale, favorendo i flussi di traffico e innalzando il comfort di guida e la mobilità sostenibile. Questi dunque gli obiettivi dell'infrastruttura. State vedendo queste concitate fasi. È tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La giornata di mercoledì 25 ottobre sarà ancora piuttosto movimentata. La perturbazione si allontana lentamente, influenzando però ancora il tempo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà coperto al mattino con piogge sparse. Col passare delle ore poi schiarite più ampie e precipitazioni in diradamento. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime sugli 11-13 gradi, massime comprese tra 17 e 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente saranno possibili dei rovesci un po' ovunque, in esaurimento dal pomeriggio, con qualche parentesi più asciutta. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. Precipitazioni residue di mattina, schiarita nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,